troviamo a Verona, ma soprattutto ci troviamo a Vinitaly 2010, uno degli appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del bere consapevole e del bere di qualità. Tantissimi ovviamente i presenti, dai giornalisti agli operatori, appassionati e molti gli stand da visitare, però uno in particolare ha catalizzato l'attenzione di tutti i giornalisti di tutte le testate per la sua bellezza e per la sua funzionalità, quello della regione Friuli Venezia Giulia. Gerard, ben arrivato qui nello stand della regione Friuli Venezia Giulia, ti ringraziamo per essere qui nostro ospite, ringraziamo anche il vicepresidente Luca Ciriani che insieme a tutto il team e al presidente Tondo, insomma tutta l'amministrazione e tutta l'FVG è riuscita a portarti qui. Parliamo di grandi vini bianchi friulani, quindi top white wines. Siamo al top qui a Friuli, vous avez une grande terre, una bella terra, l'energia che c'è dentro questa piccola regione. Piccola grande regione, grande per i prodotti e anche grande per gli uomini chi fa il lavoro. Tu Gerard hai già girato dei film in Friuli, anche se sei stato, e diciamo che sei anche un grande gourmet oltre che un grande artista, ecco, potremmo rivederti anche sicuramente in Friuli, nostro ospite, prossimamente? Sì, voglio venire a Udine, regione di vini, incontrare la gente che lavora la terra e anche il formaggio così, questo fricco, sì. Vicepresidente, volevo farmi le congratulazioni per il grande intuito che ha avuto nel portare un personaggio dal carisma e dalla conoscenza anche gastronomica qual è Gérard Depardieu. Beh, oggi qui a Vinitaly naturalmente il Friuli è protagonista perché un ospite di eccellenza come Gérard Depardieu non poteva che fare riempire il nostro stand, non abbiamo più spazio per tutti i giornalisti, gli amici, i fotografi che sono arrivati. Noi abbiamo voluto lanciare l'idea di una piccola grande regione con dei grandi vini bianchi d'eccellenza e Gérard Depardieu era il testimone perfetto perché è un grande amico dell'Italia, è un grande amico della cucina e soprattutto un grande amico dei vini di qualità, quindi chi meglio di lui poteva certificare che i vini bianchi friulani sono davvero a livello internazionale. Assessore Violino, insomma questo Vinitaly 2010 i protagonisti sono sicuramente i vini del Friuli Venezia Giulia. Ma certamente abbiamo fatto uno sforzo notevole nel reimpostare l'intero stand e soprattutto lo sforzo è a coinvolgere i produttori sotto un unico cappello, sotto un'unica regia e soprattutto con una forte collaborazione tra il turismo FVG, quindi l'assessore al turismo, e l'ERSA, quindi l'agricoltura. Tutto assieme per promuovere una delle produzioni che va per la maggiore per il Friuli Venezia Giulia, che sono le produzioni agroalimentari. Possiamo dire in effetti che questa prima collettiva ha dato proprio una svolta, in effetti, oltre a legare i due assessorati, oltre a legare anche le due agenzie, l'agenzia FVG e l'ERSA, insomma si dà una svolta per proporre anche all'estero un'immagine nuova che possa essere anche più vendibile e più marcata nel mercato. No? Direi che ci sono le premesse per una promozione che può essere unitaria, facendo massa critica e utilizzando anche il significativo budget che abbiamo a disposizione per promuovere l'ex Tokai attraverso il friulano, sostantivo friulano come nome del vino, ma aggettivo per certificare le produzioni di qualità agroalimentari e di tutto il territorio friulano. Quanto importante può essere unire il Friuli Venezia Giulia al Veneto per promuovere poi in tutta Europa e in tutto il mondo queste due regioni eccezionali? Beh, è fondamentale anche perché comunque è un unicum sociale e culturale. Ovviamente al Friuli chiediamo un grande aiuto per questa battaglia per il federalismo che dovrà coinvolgere tutto il nord Italia, quindi tutte le nostre regioni a partire dalla Lombardia, il Piemonte, la Liguria, insomma, tutte le regioni che vorranno accodarsi in questo progetto federalista. Io conosco bene il Presidente Tondo, un buon rapporto, per cui non ci saranno assolutamente problemi di dialogo, anche perché Tondo è una persona intelligente, per cui non ci saranno assolutamente difficoltà. La partita del Prosecco nasce da una grande collaborazione tra Veneto e Friuli. Abbiamo autorizzato con una DOC 5 province venete e tutte e 4 le province friulane. Questa è la dimostrazione che abbiamo fatto un percorso assieme. Mi sembra che il vino goda di buona salute, il vino italiano. Beh, assolutamente sì, più 9% le esportazioni, abbiamo avuto un calo dei prezzi sul mercato del 20%, ma recupereranno. Dobbiamo invece pensare al consumo interno, il fatto che non si può continuare a demonizzare il vino pensando che sia l'unico responsabile della sicurezza stradale.
Ospiti speciali qui oggi allo stand del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto ospite che si è trovato molto bene qui in Italia. Parliamo di Mick Hucknall, lui è famosissimo. In questo momento come vivi la tua creatività musicale? Vivo tranquillo, questo anno è l'ultimo anno del storico di Simply Red e l'anno prossimo io farò qualche progetti interessante. Adesso sto parlando con mio amico il cantante Tom Jones, faremo un progetto insieme probabile nell'anno prossimo, anche un progetto con un gruppo dagli anni 70 che si chiama The Faces, questo è l'original gruppo di Rod Stewart e l'anno prossimo faremo qualche concerto insieme. Una tua ricetta particolare però legata al mondo della carne e del vino? Abbiamo il nostro progetto sull'Etna, questo è il nostro bianco, è un vino che usiamo solo le uve, si trova solo sul vulcano, Minella Grecanico, abbiamo anche un rosso che usiamo, il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio. Per il nostro vino, per un Etna Rosso 2001, io preparo un Faggiano. Abbiamo cacciato in Irlanda. Questo nostro Etna Rosso va bene con questo. Oppure un Saint-Emilion con un pezzo di agnello giovane, arrostato molto veloce. Io volevo chiedere a Elda, ovviamente, Mike è qui per Spirito Divino, insomma è qui nello stand del Friuli Venezia Giulia. Chissà che un domani il Friuli Venezia Giulia si possa gemellare con la Sicilia, i vini bianchi potrebbero essere una grande promotion, no? Certamente sì, anche perché io amo la Sicilia veramente tanto. Paese pieno di passione, di calore, di colore e di passione tanta ne abbiamo anche noi in Friuli Venezia Giulia, quindi sicuramente questo è quello che ci accomuna. Quando si parla di qualità, quando si parla di prodotti, il mondo del vino non ha confini, un unico mondo che ci unisce, quello della qualità. Siamo poi oggi qui a festeggiare questo 10° anno di concorso di questo Spirito di Vino. Ci sono pervenute circa oltre 6.000 vignette che parlano di vino, un concorso internazionale, quindi rivolto ai vignettisti di tutto il mondo, insomma siamo molto orgogliosi. Direttore Di Giovanni, insomma quanta soddisfazione per il risultato ottenuto nell'aver proprio portato lo stand del Friuli Venezia Giulia a un grande successo come questo ottenuto nel 2010 qui al Vinitaly. La soddisfazione è grande, finalmente siamo riusciti a fare la prima vera collettiva dei produttori della regione, con uno stand completamente nuovo, proprio con un concept sia da un punto di vista della comunicazione che da un punto di vista architettonico assolutamente innovativi e con un taglio molto internazionale, perché poi non dobbiamo dimenticarci che quando promuoviamo soprattutto il comparto enogastronomico ci rivolgiamo a tutto un pubblico di tipo internazionale, che poi è anche il pubblico che poi dopo, oltre a sostenere la nostra economia, sostiene anche il turismo, che per noi è fondamentale, per cui insomma grande soddisfazione. Claudio Tognoni, i miei complimenti, tu sei stato quello che ha pensato un po' anche alla direzione artistica che ha avuto grande successo con i protagonisti qui allo stand del Friuli Venezia Giulia al Vinitaly 2010. Sì, abbiamo fatto alcune scelte che si sono rilevate importanti, in modo particolare quella di Gérard Depardieu, che ha l'autorevolezza e il prestigio per rappresentare la qualità dei vini del Friuli Venezia Giulia nel mondo, e lo ha fatto, e anche ha dato visibilità e importanza ai prodotti enogastronomici della nostra regione. In particolare è stato entusiasta del fricco, del prosciutto di San Daniele e dei nostri formaggi.